Un'iniziativa culturale si svolgerà mercoledì prossimo al centro Pasolini, ne parliamo con il responsabile Maurizio Masone. Sì, iniziamo questa mini rassegna, 3 appuntamenti dal 14 al 30 di giugno. Abbiamo scelto un mese quasi tranquillo, pre-estivo. L'abbiamo chiamato Giugno a Girgenti perché lo facciamo in via Atenea, lo facciamo alla libreria Paoline, in via Atenea 143, e 3 appuntamenti, 3 libri, 3 autori. Il primo appuntamento è mercoledì prossimo con Carlo Legaruppi, che è stata una novità l'anno scorso dei romanzi. Era un primo libro, era il primo che aveva scritto, lui è toscano ed è arrivato tra i primi 70 libri più venduti dei 3 dell'anno scorso. Questa cosa ha incuriosito un po' tutti e quindi vorremmo partire con con un libro che d'estate si consuma facilmente. Poi però gli altri 2 appuntamenti sono il 22 di giugno con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che ha scritto un libro pubblicato qualche mese fa, Oltre 100 passi, pubblicato dalla PM di Milano, che è un libro molto bello, con immagini, illustrazioni di Vauro, che ripercorrono il percorso di impegno della famiglia Impastato, non solo di Peppino, anche di Felicia, di questo impegno che è durato 40 anni ed è un impegno di una lotta quotidiana, di una lotta alla mafia quotidiana, e che ha coinvolto tutta la famiglia, una comunità, e ancora oggi è un simbolo di questa battaglia. Ultimo appuntamento, il 30, avremo Franco Latorre, figlio di Pio, che ha scritto insieme al fratello un libro interessantissimo, Ecco chi sei, raccontando un altro lato di Pio Latorre, ed è l'aspetto del padre, e quindi loro come hanno vissuto la storia della propria famiglia, l'impegno totalizzante di Pio per la Sicilia, che non è solamente mafia, ma che è stata lotta per le terre, che è stata lotta per la pace, la battaglia dei missili a Comiso. Loro la raccontano, 2 figli che oggi vivono a Roma e che raccontano quei momenti in maniera bella, intensa, e questo dà un grande significato a quello che è stato quel periodo della storia della nostra Sicilia. Quindi 3 appuntamenti presso la libreria Paoline che ci hanno dato la possibilità di creare questo appuntamento con alcune collaborazioni significative, tra queste anche la Libera Università della Terza Età, e credo che sarà un appuntamento gradito in giorni possibili e quindi senza incidere nelle esigenze degli agrigentini, ma un appuntamento per tornare anche in via Atenea a parlare di cultura e parlare anche di libri. Si ripeterà la collaborazione con quelle iniziative che già l'anno scorso avete fatto presso la Valle dei Templi con l'Ente Parco? Sì, stiamo lavorando a un mini calendario, quello lo orienteremo più che altro per la fine di agosto e il mese di settembre.